La DMO Distretto Turistico della Valle dei Templi di Agrigento nei giorni scorsi è stata presente a Lublino, in Polonia, in occasione della missione commerciale organizzata dalla società Meridiana SRL di Agrigento su invito del governo di Lublino. La DMO è stata specificatamente invitata a discutere delle opportunità di sviluppo della Costa del Mito, ritenuta dagli operatori polacchi di grande interesse, considerata la loro esigenza di spostare i flussi attualmente diretti verso altre destinazioni e in particolare la Grecia e la Croazia. Si è parlato di turismo studentesco, ma anche di turismo leggero per la classe media e di lusso, spiega Fabrizio Lagaipa, amministratore della DMO. La Costa del Mito, con la sua offerta così variegata, ha riscosso un immediato successo e l'incontro ha posto le basi per possibili future collaborazioni. Alla missione hanno preso parte inoltre 7 aziende italiane in rappresentanza dell'eccellenza del Made in Italy. Abbiamo ricevuto l'invito del governatore di Lublino, una delle personalità più autorevoli del paese, ha spiegato Silvio Alessi, amministratore della società Meridiana, con la quale intratteniamo da tempo i rapporti. I polacchi sono innamorati dell'Italia, continua Alessi, e in particolare della Sicilia. Sono molto soddisfatto che con questa missione si siano aperte nuove interessanti opportunità commerciali e che si sia ulteriormente cementato il rapporto di fratellanza fra la Polonia e l'Italia. Fabrizio, è con consuntivo di questa attività fatta a Lublino come DMO? Noi siamo stati ospiti del governo del Voivodato di Lublino e abbiamo avuto modo di incontrare molti operatori che si sono manifestati interessati a portare dei turisti qui da noi. Loro tradizionalmente organizzano dei viaggi che sono principalmente destinati in Croazia oppure in Grecia. Invece trovano nella Sicilia, in particolare nella Costa del Mito, un'ottima alternativa. Siamo andati lì, l'abbiamo presentata, abbiamo attivato dei contatti e quindi speriamo durante la prossima stagione di poter avere questi ospiti polacchi. Si tratta di persone con un'ottima propensione alla spesa, interessati al leisure ma anche al segmento, diciamo, deluxe, segmento esclusivo, e quindi speriamo di avere questi ospiti qui sul nostro territorio. Ecco, è ora di fare bilanci, agosto è finito, siamo al 2 settembre, un bilancio della vostra attività, diciamo, turistica, con tante iniziative concertistiche, insomma un bilancio della vostra attività d'estate. Noi siamo molto soddisfatti, abbiamo fatto tante attività non soltanto su Agrigento, dove chiaramente c'è una maggiore evidenza, ma anche in tante altre località della Costa del Mito, quindi anche adesso stiamo programmando delle attività per il periodo autunnale. La Sicilia fa il sold out, dalle nostre parti c'è grandissima presenza di turisti, ci piace immaginare che questa grande presenza sia anche, diciamo, attribuibile in parte alla nostra attività.